Notizia dell'ultima ora. Antonio Conte manda un messaggio diretto al Napoli sul mercato delle cessioni. Prima di tuffarci nei dettagli di questa dichiarazione esplosiva, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui movimenti del club e su tutto ciò che riguarda la squadra di Aurelio De Laurentiis. Dopo la partita contro l'Atalanta, che ha rafforzato la posizione del Napoli nella lotta per lo scudetto, Antonio Conte è stato diretto in conferenza stampa. Il mercato. Bisogna fare come Dio comanda, ha detto il tecnico, in un chiaro messaggio alla dirigenza. La dichiarazione evidenzia l'urgenza del tecnico di rinforzare la rosa con giocatori pronti a dare un contributo immediato, piuttosto che con scommesse a lungo termine. Uno degli esempi più chiari di questo atteggiamento è la situazione di Yeremej Hernandez. Nonostante il promettente talento del giocatore, Conte ha chiarito che al momento non c'è spazio per i progetti di crescita nella squadra. Progetti di crescita. Non vi faremo ridere, ha aggiunto l'allenatore, ribadendo la sua preferenza per rinforzi esperti e pronti a competere ai massimi livelli. Conte ha sottolineato le aree prioritarie di rinforzo, un difensore centrale, un'ala destra e, a seconda della disponibilità del mercato, un ottimo centrocampista che possa fare la differenza nello schema tattico. L'elenco delle necessità è stato consegnato al presidente Aurelio De Laurentiis, che ora ha il compito di soddisfare le aspettative dell'allenatore senza mettere a rischio la pianificazione finanziaria del club. Il mercato invernale è noto per la difficoltà di offrire opzioni di qualità a prezzi ragionevoli, ma il Napoli è determinato a trovare soluzioni. Sono già stati fatti nomi come Alejandro Garnacho e Patrick Dorgu, ma la priorità sembra essere quella di giocatori che possano dare risultati immediati. I prossimi giorni saranno cruciali per capire come il Napoli risponderà alle richieste di Conte. La pressione è sul consiglio d'amministrazione, che dovrà agire rapidamente per garantire al tecnico gli strumenti necessari per vincere lo scudetto. E voi, tifosi? Cosa ne pensate delle parole di Conte? Yeremej meritava una chance o Conte ha fatto bene a privilegiare i rinforzi già pronti? Lasciate il vostro pensiero nei commenti e seguite i nostri prossimi video per ulteriori aggiornamenti sul mercato del Napoli.